Risparmia con il sole da Porrà Energia. L'impianto solare termico da 300 litri e tuo a soli 790 euro chiavi in mano. Fornitura e montaggio inclusi nel prezzo. Richiedi il sopralluogo gratuito a Porrà Energia. Zona industriale Baccasara Tortolì. Infoline 328 137 89 39. Anche WhatsApp. Sei un allevatore o lavori in agricoltura? Coldiretti Nuoro Ogliastra ti ricorda che sono in fase di predisposizione le domande premio PAC 2025. Coldiretti è al tuo fianco per tutte le informazioni e la predisposizione della presa dati per le domande. Coldiretti Nuoro Ogliastra. Ti aspettiamo nelle sedi di Lanusei in Viale Marconi e a Ierzu in Corso Umberto. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E quando mi riempi di offerte, allora sì che mi sento il carrello migliore del mondo. In offerta mozzarella Santa Lucia Galbani 3 per 100 grammi a 1,99 euro. Gelato barattolino San Montana 500 grammi a 2,49 euro. Prosciutto crudo di Fonni Duetti a 5 euro. Filetti di tonno consorzio 150 grammi a 3,49 euro. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. Eurospar, via Bertulotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. Con l'arrivo della primavera, le giornate si allungano, il sole risplende e i tuoi capelli si illuminano di una nuova luce. Da Amy Beauty Hair, la bella stagione inizia con la nanoplastia, il trattamento bio per un liscio naturale fatto da olio d'oliva per dare la lucentezza, bacche di acai per nutrire dalla radice, olio di argan per capelli morbidi. Fissa subito il tuo appuntamento allo 0782 623 684 e avrai uno sconto del 20%. Amy Beauty Hair, everybody's perfect. Via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortolì. Vuoi risparmiare sulla bolletta? Con Porrà Energia è il momento giusto. Installa un nuovo impianto fotovoltaico con accumulo e accedi al 40% di fondo perduto. Sì, hai capito bene, il 40% è a fondo perduto. Richiedi il sopralluogo gratuito a Porrà Energia. Zona industriale Baccasara Tortolì. Infoline 328 137 89 39. Anche WhatsApp. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, con il nostro notiziario, le news dall'Ogliastra. Oggi partiamo da Cardedu. Come sappiamo, unico centro al voto, è stato eletto Marcello Vacca, 54 anni, la sua unica sfida era quella del quorum, che ha superato già domenica sera quando l'affluenza è stata di oltre il 40%, lunedì è arrivata, ha superato invece il 61%. Marcello Vacca, capo operaio Forestas, 54 anni, abbiamo il piacere di averlo in video collegamento con noi. Buongiorno Sindaco e auguri. Buongiorno, grazie molto. Sindaco, allora, domenica già l'affluenza, insomma il quorum era stato raggiunto, quali sono le priorità della sua amministrazione? Come ho detto anche l'altra volta, le priorità soprattutto la scuola, subito che dobbiamo mettere rimedio al caseggiato della Ferrai che è chiuso da troppo tempo e i ragazzi sono in dei caseggiati di emergenza, quindi bisogna risolvere subito questo problema. Poi soprattutto adesso bisogna affrontare da subito la stagione turistica che è alle porte. Sappiamo che c'è da fare del salvataggio, la pulizia della spiaggia, la pulizia generale, queste sono le cose più o meno adesso da subito da affrontare sull'immediato. Poi, come ho detto prima, il piano urbanistico, il decoro urbano e lo sviluppo del paese. Come sappiamo il comune era commissariato, lei ieri è stato accolto dal commissario Adamo Pili. Quando ci sarà l'insediamento della giunta? Quando verrà formata? No, va bene, noi la giunta abbiamo già formato tutto, abbiamo già
siamo partiti con già delle idee chiare, noi siamo già pronti, solo che bisogna sempre aspettare i tempi burocratici e Ci le dica cose allora che chi è il bisogna suo risolvere. vice, quali sono le deleghe. Va bene, allora il mio vice è Mario Meloni, che prenderà l'assessorato del bilancio e dell'amministrativo, che verrà affiancato dalla consigliera Laura Deiana. Poi assessore ai lavori sociali sarà Paola De Murtas, che verrà affiancata da Alessia Palmas. Poi ci sarà l'assessorato al turismo, sport e spettacolo, che andrà ad Antonella De Murtas, che verrà affiancata dal turismo da Emanuele Lorrai e dallo sport da Katia Pirulli. Poi abbiamo l'assessorato tecnico, che verrà preso da Nicola Cucca, che si occuperà di appalti pubblici, di lavori pubblici e di edilizia privata. Io terrò l'urbanistica e diciamo che ci coadiuveremo con l'assessore tecnico Nicola Cucca. Mentre poi ci sarà la delega della comunicazione e della trasparenza amministrativa, che ce l'avrà Andrea Cucca, e poi Alessandro Ru sarà quello dell'ambiente, si occuperà della delega all'ambiente. Abbiamo già tutto fatto, eravamo già tutti pronti. Siete già pronti e aspettate solamente l'insegnamento per essere poi operativi e partire subito con il mandato. Sì. Beh, lì sono tempi, non dipende da noi, siamo già operativi già da oggi, siamo già infatti eravamo già qua a iniziare con l'assessore ai lavori pubblici, che stiamo vedendo un po' di cercare di mettere rimedio già a delle piccole cose, però che sono importantissime. Benissimo, allora grazie al neosindaco Marcello Vacca, auguriamo buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Ecco, abbiamo avuto in video collegamento il neosindaco di Cardedo Marcello Vacca, che ci ha illustrato anche già le deleghe, chi sarà il vice sindaco e tutte le deleghe appunto della giunta e dell'amministrazione, quindi già operativi e pronti. Noi andiamo avanti invece passiamo all'Anusei. C'è un'importante novità, perché i reperti archeologici ritrovati durante l'ultima campagna di scavi nell'area del Nuraghe e Genna Cili saranno oggetto di un importante intervento di restauro conservativo. Il comune di Lanusei infatti ha approvato il progetto che darà via al recupero. Un intervento da chirurgo per riportare a nuova vita questi pezzi di storia venuti alla luce dopo millenni. Si tratta infatti di manufatti in ceramica, bronzo, ambra e pasta vitrea. Ci sono dei vasi, alcuni quasi ancora integri, frammenti di bronzo, insomma tantissimi reperti. Il restauro sarà a cura della dottoressa Fabiana Pistis e si svolgerà proprio alla Nusei nel laboratorio Archeo Hub Ogliastra, nei locali del liceo artistico. Ci sarà anche presto all'Anusei, verrà organizzato un convegno durante il quale saranno presentati i risultati raccolti sui vari reperti ritrovati nelle varie campagne di scavo che si sono seguite negli ultimi anni all'Anusei. Ci spostiamo ora a Tortolì. Ieri c'è stata la festa di compleanno per i 100 anni di zia Zelinda Carta. Ieri ha spento la bellezza di 100 candeline, circondata dall'affetto dei suoi affetti più cari, degli amici e delle persone del vicinato. La matriarca della famiglia, un punto di riferimento e un esempio di vita, è stata celebrata con una festicciola durante la quale hanno partecipato anche il sindaco di Tortolì Marcello Ladu e la sindaca di Sadali Barbara Laconi, paese d'origine della signora Zelinda. Le hanno donato una targa a ricordo con gli auguri per questo bellissimo traguardo. A queste parole la nonnina non ha nascosto la sua commozione. Vedova del suo amato marito Francesco Ghiani, ha avuto 3 figli, 10 nipoti e 12 pronipoti. Nata a Sadali il 10 giugno 1925, trasferita poi negli anni 60 a Tortolì, mamma e nonna esemplare, donna
schietta e forte, dalla tempra eccezionale, ancora una buona forchetta. Zelinda ha sempre lavorato durante la sua vita, e per lei il segreto per una vita lunga è quello appunto di lavorare, tenersi sempre attiva. Fosse per lei continuerebbe a farlo. Ieri la sua famiglia l'ha celebrata come la regina di casa, con tutti i parenti, amici e familiari. A lei una dedica speciale: hai cambiato in meglio la vita di molte persone che ti circondano, sei sempre una fonte di ispirazione per tutti noi. Queste le bellissime parole che le hanno dedicato ieri i suoi familiari. Andiamo avanti ora, ci spostiamo a Barisardo perché apre un centro di aggregazione sociale per i giovanissimi, un luogo sicuro, stimolante, dove poter socializzare, condividere idee, giocare e partecipare a tante attività educative. Nasce con questo obiettivo a Barisardo il centro di aggregazione per giovani dai 13 ai 19 anni, voluto dall'amministrazione comunale e realizzato in collaborazione con l'Unione dei Comuni d'Ogliastra. Sarà operativo dal 17 giugno, sono tante le attività proposte, giochi come biliardo, ping pong, sarà possibile anche assistere a più proiezioni cinematografiche, partecipare a laboratori creativi. Con questo progetto vogliamo offrire ai giovani uno spazio dedicato dove possano sentirsi accolti, valorizzati e liberi di esprimersi. Questo è il commento dell'assessora alle politiche sociali Francesca Uda. Le attività si svolgeranno ogni martedì, giovedì e sabato dalle ore 18 alle 20 al centro civico in piazza Repubblica. Ora chiudiamo con un bellissimo evento, Rida Selvaggia, il festival di letteratura per l'infanzia, la seconda edizione, al via alla Nusei. Infatti si svolgerà dal 13 al 15 giugno nel Bosco Seleni. Un progetto promosso dal comune, ideato e organizzato dalla cooperativa Tutte Storie. Ma per parlare meglio di questo bellissimo festival per i ragazzi abbiamo in video collegamento la vice sindaco di Lanusei, Maria Tegas. Buongiorno. Buongiorno, grazie, buongiorno Federica, grazie dell'invito. Buongiorno Maria, grazie per essere intervenuta. Allora, ci racconta di questo bellissimo festival? Sì, questo bellissimo festival diciamo che partirà venerdì, è la seconda edizione. Venerdì abbiamo l'inaugurazione alle 17 al Bosco Seleni. Diciamo che questo festival nasce ed è ispirato da un libro di Maurice Sendak, un libro che si intitola Il paese dei mostri selvaggi. Diciamo che questo festival avrà un 3 giorni di grandi attività all'interno del Bosco Seleni. Ci saranno una marea di laboratori, abbiamo una marea di collaborazioni tra le associazioni, a parte la cooperativa Tutte Storie ovviamente, che è la regia di questo festival, ma i protagonisti poi alla fine saranno i bambini e i ragazzi e tanti volontari. Questo è fondamentale. E non dimentichiamoci poi che il festival non finisce nei 3 giorni, ma ripartirà a novembre-dicembre con la seconda parte che si svolgerà con le scuole. I ragazzi durante l'estate leggeranno dei libri e poi durante il periodo invernale incontreranno gli autori. Ci sono davvero tantissimi appuntamenti, circa 100 rivolti a bambini e bambine dagli 1 agli 11 anni, e poi bellissimo perché si svolge nel bosco. Ma come è nata questa idea, e poi è così importante perché appunto è per i bambini? Sì, ma diciamo che questa idea è nata fondamentalmente da una grande collaborazione con la cooperativa Tutte Storie. Noi avevamo partecipato al Cagliari. Poi diciamo che la cooperativa ci ha proposto, io avevo già un'idea, come amministrazione avevamo un'idea di partecipare, di fare un festival che però puntasse ai giovani, effettivamente ai bambini, perché mancava. E allora tutto è partito così, e poi anche perché l'idea che il bosco possa essere vissuto in un modo differente,
Per noi il bosco è un po' come l'aria, nel senso che per Lanusei il bosco è una parte molto importante del territorio, e quindi farlo vivere in un altro modo, non viverlo come si vive solitamente attraverso le passeggiate o comunque anche attraverso le scorpacciate che si fanno nei tavoli che sono predisposti e possono essere utilizzati da tutti. Quindi il bosco vissuto in maniera differente, vissuto praticamente dai bambini attraverso la lettura, tutti i laboratori poi di natura, quindi è proprio bello. Nel mentre che parlava Vice Sindaco, che per chi può vederci, noi abbiamo mandato in onda, grazie alla regia, un video bellissimo dell'edizione scorsa, cioè proprio mostra la bellezza di questo festival, i giochi, i laboratori, insomma l'animazione, la lettura, veramente importante. Quindi ricordiamo, diamo l'appuntamento, si parte venerdì alle 17 con l'inaugurazione, la facciamo all'interno del bosco. E poi da lì a seguire ci saranno già il venerdì una serie di iniziative. Alla fine serata saliremo sull'osservatorio, che l'associazione Caliumi è il primo partner di progetto che partirà, e poi il giorno dopo, il sabato, a seguire tutta una serie di grandi attività, anche con la collaborazione dell'Università della Val d'Aosta, che non è da dimenticare perché è abbastanza importante. Insomma, tanti programmi saranno a disposizione dei bambini e dei ragazzi, anche degli adulti, perché ci sono laboratori anche per adulti, certo. Quindi molto interessante. Sarà bello tornare un po' bambini, quindi partecipare anche noi adulti. Quindi venerdì, sabato e domenica un ricco programma al Bosco Seleni, tante attività, quindi invitiamo chi volesse partecipare a questo evento. Grazie a Maria Tegas, vice sindaco del comune di Lanusei, per essere intervenuta. Grazie a voi, grazie a Radio Stella per averci dato questa opportunità, grazie davvero. Grazie, buon lavoro. Ecco, abbiamo appena ascoltato Maria Tegas, il vice sindaco di Lanusei, che ci ha illustrato, ci ha raccontato come è nato anche questo festival Rida Selvaggia. Ora invece mandiamo il servizio dell'intervista alla direttrice artistica del festival Rida Selvaggia, Manuela Fiori. Il Festival Rida Selvaggia si svolgerà dal 13 al 15 giugno nel Bosco Seleni a Lanusei. È un festival della letteratura e delle arti per l'infanzia. Per 3 giorni esploreremo il bosco con tanti laboratori di illustrazione, laboratori di danza, gestuali, di sound narrativo. Avremo un focus sulla fiaba di Hansel e Gretel, in cui racconteremo le paure, ma anche il coraggio e la forza di uscire dai momenti difficili. Sarà 3 giorni davvero di esplorazioni ad ampio raggio che riflettono un'idea di infanzia immersa nel mondo naturale, in crescita, in cambiamento e continuamente in viaggio. Eccoci, abbiamo sentito la direttrice artistica Manuela Fiore, ci ha raccontato il festival anche lei dal suo punto di vista. Noi chiudiamo così il notiziario di oggi, vi do appuntamento come sempre a domani mattina con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito e come sempre grazie alla regia di Roberta Loi.